26,3% in tutto il Veneto, pari a oltre 775.000 voti. Punte del 36,6% nel Vicentino a Sarego, primo comune in Italia ad avere un sindaco a 5 Stelle. Arrendetevi, siete accerchiati, li abbiamo mandati tutti a casa! E vai! Ce la mettiamo tutta, ce la metteremo tutta, sarà un piacere andare in Parlamento. A Montecchio Maggiore, nel Vicentino, Marco Zordan, assessore a Sarego, e il suo sindaco Roberto Castiglion, tutti del 5 Stelle, festeggiano a cena con 300 persone. Enrico Cappelletti, 45 anni, imprenditore vicentino. La nostra prima preoccupazione è il lavoro e quindi implementare il nostro programma per la piccola e media impresa. Detto questo, dovremo fare almeno una legge contro la corruzione seria. Al più presto, aggiunge Cappelletti, faremo chiarezza su Monte dei Paschi e sull'evasione fiscale da 98 milioni proveniente dalle slot machine. Lavoro e sostegno alle piccole imprese, agli artigiani e alle tante partite IVA del Veneto è invece il primo obiettivo della neosenatrice Paola De Pin, trevisana di Fontanelle, laurea in scienze politiche, negoziante. Bisogna rivedere il sistema economico in Italia perché la mia sensazione e comunque è la realtà, la difficoltà di tutti di arrivare a fine mese e sostenere la parte più debole del paese. Sale a Palazzo Madama un altro trevisano, Gianni Pietro Girotto, avvocato, unica esperienza politica, candidato a sindaco di Breda di Piave, impegnato in alcune onlus come Banca Etica e Altro Mercato, appassionato di economia globale. Al primo posto del suo mandato mette la trasparenza, ma spiega a titolo personale, precisa, come potrebbe funzionare un'alleanza tra 5 Stelle e PD. Possiamo, magari, questa è un'opinione mia personalissima, possiamo metterci d'accordo su 10 punti e dire facciamo la riforma della legge elettorale, facciamo la legge anticorruzione, facciamo la legge sul conflitto di interessi, possiamo fare per esempio 10 punti condivisi e facciamo quelli per primi. Fra 3 mesi si tornerà a votare in 42 comuni veneti, tra cui Treviso e Vicenza. Qui il 5 Stelle oggi è il secondo partito in città. Anche a Vicenza c'è bisogno di un cambiamento importante. Le sfide non mi fanno paura, lo sfideremo, siamo pronti, siamo una bella squadra, siamo un bel team, lavoreremo coesi.